Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Bene, grazie di essere qui e oggi parleremo di quello che sta andando per la maggiore nei mainstream di tutto il mondo, e compreso anche internet, radio, tv e quant'altro, e cioè di questo virus che è partito dall'Oriente. Vedremo una grande veloce carrellata e analizzeremo questo con l'aiuto dei quadranti radiostesici per vedere se è veramente un pericolo o solamente una montatura di un'egregola. Ma prima di fare questo vi chiedo il vostro Marietto Veneziano, visto che l'avete sempre viziato iscrivendovi al canale, se vi iscrivete al canale di Hildegard del vostro Marietto Veneziano e se venite a trovarci nei gruppi di Facebook e di Telegram. Vi ricordo che al lunedì sera c'è un incontro di studio esoterico di Hildegard del vostro Marietto Veneziano sul canale di Telegram alle 8:30 ed è gratuito, si può scrivere qui sotto in descrizione, c'è il link. Bene cari amici, e iniziamo a parlare di questa cosa che sta montando eccezionalmente, cioè a regola d'arte, quindi stanno creando un nuovo egregore molto potente che viene alimentato dalla paura tramite l'uso di mass media di qualsiasi tipo, tv, radio, internet, cellulare, insomma di tutto, no? Allora, prima di tutto guardiamo un po' la situazione a livello mondiale, come stiamo. Cioè, noi abbiamo visto che con l'entrata della moneta unica euro l'Italia ha perso circa il 25% della forza industriale ed è stata delocalizzata in Oriente, e neanche la seconda guerra mondiale era riuscita a fare così danni, no? Solamente con la moneta europea. Abbiamo perso la possibilità di svalutare questa moneta e di conseguenza non siamo più competitivi, e dall'Oriente è arrivata manodopera a bassissimo prezzo, e quindi praticamente non è che siamo in guerra proprio fisicamente, ma siamo in guerra a livello commerciale. I nostri giovani si stanno indebolendo, hanno meno lavoro, hanno meno prospettive, meno sogni da poter sviluppare, cioè magari sogni ne hanno tanti, ma la possibilità di poi realizzarli questo no. E allora cosa succede? Succede come in antichità. In antichità, quando c'erano delle guerre e le persone erano aggrappate dietro le muraglie, nei propri fortini, quelli che erano fuori, per poter indebolire quelli che erano dentro perché magari avevano cibo in abbondanza, catapultavano dentro dei morti ammalati con un virus, tifo, colera, tutto quello che esisteva in quei periodi lì, no? Anche morbillo, la gente fino a 100 anni fa moriva tranquillamente anche di morbillo. E quindi voi dovete immaginare che ai tempi non è che si andava tanto per il sottile, quando si era circondati dentro le mura della propria città si mangiava di tutto, anche i morti, quindi molte persone venivano indebolite e anche ammazzate tramite questi morti infetti che venivano catapultati di notte dentro le muraglie. E quindi questo era un precursore delle battaglie batteriologiche e virologiche che oggigiorno ci sono a livello mondiale. Adesso noi non è che siamo in guerra direttamente e apertamente con l'Oriente, però voi dovete capire che se abbiamo perso il 25% di forza industriale in poco meno che un decennio per questa moneta unica e per la concorrenza sfrenata delle industrie e della manodopera orientale, voi capite che sicuramente qualcuno vuol metterci un freno. E quindi hanno montato d'arte questa situazione che sta debilitando il tessuto sociale e mentale delle persone. Io sto parlando di quelle italiane, chiaramente. Adesso quindi chiediamo al pendolino, facciamo delle domande di controllo al pendolino se la situazione effettivamente è come ce la raccontano, oppure magari è peggio, oppure è meglio. Vediamo un po', facciamo delle domande di controllo per vedere effettivamente se questo virus sarà letale per molti, oppure è una boutade tanto per creare queste egregore e metterci sull'attenti sul pericolo orientale. Quindi prendiamo il nostro pendolino, prendiamo il quadrante radiostesico e facciamo delle domande di controllo. La prima domanda di controllo è se questo virus esiste veramente. E vedete che il pendolino ci dice di sì, questo virus esiste veramente, quindi il coronavirus esiste veramente. Bene,
Adesso facciamo un'altra domanda di controllo. Se questo virus è stato costruito dall'uomo, il coronavirus. Allora avete visto il pendolino che all'inizio roteava su se stesso come per dire che è stato difficile costruirlo, però effettivamente alla fine è stato praticamente realizzato dall'uomo e chiaramente in fabbriche farmaceutiche dei servizi segreti, questo è sottinteso. Bene, visto questo, facciamo un'altra domanda al pendolino. Chiediamo se lo Stato o la nazione italiana è in pericolo per questo virus. Quindi vedete che il pendolino è indeciso. Però vediamo che la nazione italiana ce la farà a superare questo problema. Vedete? Adesso facciamo un'altra domanda. Chiediamo se questo virus è stato creato dai servizi, cioè neanche se è stato creato per indebolire la manodopera orientale. Vedete? Il pendolino ci dice di sì. Quindi da queste domande possiamo capire che è una strategia per mettere un argine verso questo flusso potentissimo di manodopera orientale. Bene, fermiamoci. Adesso vediamo se noi come nazione dobbiamo stare tranquilli o siamo in pericolo. Quindi qui userei un altro quadrante per fare queste domande. E userei il quadrante, diciamo, questo qui, il quadrante radiostesico per la valutazione e il trattamento, e faremo questa domanda nel senso che chiediamo se noi come popolo, come nazione, siamo in pericolo o meno. Quindi prenderei il pendolino e vediamo se siamo in pericolo o è una cosa che possiamo superare. Per noi questa situazione non sarà, vedete, estremamente negativa, ma favorevole, anche se state pensando che stanno montando in un modo veramente esagerato questa situazione, perché voi dovete pensare che solo di diabete ogni giorno muoiono tantissime persone e purtroppo però le fabbriche magari di bevande zuccherate non le chiudono. Quindi diciamo che la situazione è veramente importante, diciamo che l'Italia non dovrebbe avere nessun problema, anche se vedete che le TV continuano a pompare questa situazione. Quindi non vedo grossi pericoli, la situazione non è facile, però per il singolo soggetto non è pericoloso, diciamo che l'unica cosa che potrebbe essere pericolosa è questa egregore che stanno montando i mass media e la stanno alimentando con la paura delle persone. Quindi il mio consiglio è di non dare troppo peso a questi suonatori di pifferi che vogliono iniettare nelle persone la paura. State tranquilli, magari fatevi delle scorte alimentari, perché non è tanto il virus ma tanto queste egregore che stanno creando ad arte per poter manipolare le persone. Grazie cari amici,
E anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa piccola pillola. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!